Con la fine del 2017 è giunto il momento di guardarsi indietro e rivivere le storie che hanno segnato l'anno ormai concluso. Molti infatti gli accadimenti, le persone e gli eventi importanti. In questo video speciale ho racchiuso le principali notizie che hanno caratterizzato, scosso e segnato il 2017. Partiamo dall'Italia. L'emergenza migratoria, durante la quale 2.800 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa, è stata forse il tema più caldo di tutto l'anno. La polemica è scoppiata principalmente con l'inchiesta che ha riguardato i contatti illegali tra le ONG e i trafficanti che gestiscono i viaggi di clandestini dalle coste libiche. Nonostante gli sbarchi in Italia siano diminuiti quest'anno, il nostro paese è ancora in cima nella gestione dei flussi migratori. Per ciò che riguarda la politica, i fatti più rilevanti che hanno caratterizzato il panorama italiano sono stati le elezioni amministrative di giugno, che hanno sancito un ritorno delle destre nelle amministrazioni locali, e l'approvazione, tra mille polemiche, della nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, con la quale andremo a votare il prossimo anno. Le calamità naturali hanno purtroppo lasciato il segno nella vita di molti italiani, dai terremoti di inizio anno in centro Italia a quello di Ischia dell'estate scorsa, fino all'emergenza idrica che ha coinvolto praticamente l'intera nazione. C'è però pure qualche buona notizia, come l'approvazione del reddito di inclusione per i nuclei familiari più disagiati, assieme ad una timida ripresa dell'economia italiana e dell'occupazione. A livello internazionale, il primo anno di presidenza Trump è stato caratterizzato da forti tensioni che sono culminate con la scelta di spostare l'ambasciata USA a Gerusalemme. Non si placano invece le tensioni in Siria, e quest'anno sono addirittura aumentate dopo l'accusa al governo Assad di aver usato armi chimiche sulla popolazione civile. E le tensioni non si placano neppure nel Pacifico. Il 2017 ha visto il picco in negativo dei rapporti tra America e Corea del Nord, a seguito dei ripetuti test missilistici e provocazioni del regime di Kim Jong-un, ai quali Stati Uniti e Corea del Sud hanno risposto con esercitazioni militari. In Europa continuano le spinte indipendentiste dopo il referendum catalano, in cui il 90% della popolazione ha votato a favore dell'indipendenza della regione, conclusasi tuttavia in un nulla di fatto. Emmanuel Macron, il nuovo presidente francese, ha invocato il ripristino della centralità dell'Europa, ma la situazione rimane fortemente instabile a seguito dei risultati incerti dopo le ultime elezioni in Germania e i negoziati per la Brexit, che sono giunti a un primo debole accordo dopo mesi di trattative fallite. Infine, i documenti dell'inchiesta Paradise Papers hanno rivelato nuovi paradisi fiscali e il coinvolgimento di politici e nomi noti. Un altro aspetto che ha caratterizzato il 2017 è stato il terrore in Europa e nel mondo. Barcellona, Manchester, Londra, San Pietroburgo e Parigi sono state colpite da attentati terroristici, tutti rivendicati dall'ISIS. Mentre a Las Vegas 58 persone sono morte e 546 sono rimaste ferite per mano di un folle che ha aperto il fuoco durante un concerto di musica country. La strage ha riaperto fortemente il dibattito sul possesso di armi da fuoco in America. Ma la fine del 2017 è stata caratterizzata anche da accuse di molestie sessuali. Numerose accuse di molestie sessuali hanno infatti colpito i personaggi più famosi in quasi ogni ambiente. Dopo il caso Harvey Weinstein, le denunce sono arrivate per Louis C.K., Kevin Spacey, che hanno visto compromessi in poche ore la loro carriera forse irrimediabilmente, ma anche James Levine, Dustin Hoffman e in Italia Fausto Brizzi e Giuseppe Tornatore, solo per citare i casi più noti. Dallo scandalo è nato un dibattito globale sul sessismo, molestie e violenze sessuali, e il movimento Me Too è divenuto lo slogan di decine di donne e uomini che hanno trovato il coraggio di raccontare gli abusi, violenze e maltrattamenti subiti. Il 2017 è stato un anno molto complicato anche per lo sport italiano. Risultati poco soddisfacenti per gli azzurri in gara ai mondiali di atletica, ma soprattutto la storica e clamorosa mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio del 2018, che ha lasciato i tifosi italiani increduli. Per quanto riguarda la tecnologia e la scienza, l'Italia continua ad essere protagonista delle missioni spaziali con la presenza di Paolo Nespoli nella Stazione Spaziale Internazionale per una serie di ricerche mirate a valutare gli effetti della microgravità sugli organismi.
Rimanendo in campo astronomico, la scoperta di 7 pianeti gemelli della Terra, in cui esistono condizioni favorevoli alla vita, è stata forse la notizia più significativa del 2017. In ambito tecnologico, invece, tra i principali temi va ricordata la lotta alla diffusione delle fake news sui social network e la crisi di Twitter che ha portato alla chiusura della sede italiana. Continua invece la battaglia dell'Unione Europea per cercare di tassare i giganti del web che operano nel continente. Infine c'è da ricordare e celebrare la scomparsa di personalità importanti avvenute in questo 2017. Tra quelle italiane le più compiante sono state Paolo Villaggio, Stefano Rodotà, Laura Biagiotti e Gianni Boncompagni.